Leggeremo un passo del Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 11, dal versetto 25 fino al verso 30. Matteo, capitolo 11, dal verso 25 al verso 30. Amen, grazie. Vi invito ad alzarvi in piedi, grazie. Gloria a Dio. Leggeremo la parola di Dio. Alleluia. Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Amen. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce appieno il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Io voglio rileggerlo insieme a voi, questo versetto 28 che abbiamo letto. È come se lo sottolineassimo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Alleluia. Un invito meraviglioso che fa Gesù. Ha fatto, lo fa ancora oggi questo invito, ad andare a Lui. Amen. Perché siamo tutti travagliati, aggravati. Gesù fa questo invito a tutti gli uomini. Ma non tutti gli uomini riescono a recepire questo invito e a realizzarlo nella propria vita, e ancora più grave, non riescono ad accettarlo, ad avere fiducia in queste parole di Gesù. Il risultato è che anche molti credenti sono sempre afflitti, scoraggiati, in balia delle circostanze della vita, appesantiti. E questo non è il progetto di Dio per i suoi figli. Siete d'accordo? Il progetto di Dio per i suoi figli è che i suoi figli abbiano gioia, nonostante tutto. Il progetto di Dio, il piano di Dio, la volontà di Dio è che i suoi figli stiano bene, nonostante tutto. E tutto questo è possibile. Nonostante viviamo in un mondo pieno di quello che c'è, noi possiamo essere comunque felici nel Signore, riuscendo a realizzare queste parole di Gesù. Venite a me. A me? Andare a Lui è qualcosa di semplice che chiede Gesù, eppure difficile da compiere fattivamente. Andare a Lui. Si va a Gesù pregando, passando del tempo in preghiera. Si va a Gesù lasciando sempre di più le cose che appartengono al mondo. Si va a Gesù non conformandoci al mondo. Si va a Gesù amandolo, essendogli grati per quello che Egli ha fatto, se siamo consapevoli di quello che Egli ha fatto per noi. Amen. Alleluia. A un certo punto Gesù eleva questa semplice preghiera davanti a tutti, una preghiera pubblica. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Amen? Che bella questa preghiera. Sai cosa mi fa comprendere? Che con la sapienza umana e con l'intelligenza umana mai riusciremo a comprendere chi è Gesù. Amen. Nella sua preghiera ancora Gesù continua: sì Padre, perché così ti è piaciuto. Dio fa sempre ciò che gli piace. Amen? Lui è il sovrano per eccellenza, è il Signore dei Signori, Dio è l'Onnipotente. Alleluia. E parla di una conoscenza. Nessuno conosce appieno il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce appieno il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Un giorno Gesù si è rivelato nella mia vita. Amen. Amen. Questa è la mia testimonianza, poi c'è un'esperienza di vita spirituale del Signore. Il Signore vuole rivelarsi ancora nella tua vita. E in quanti ancora non l'hanno conosciuto come Signore e Salvatore personale. Amen? Alleluia, perché Gesù non è una religione, né un insieme di liturgie e di cose che si devono ripetere o fare. Gesù è il Figlio di Dio. È salvezza per chiunque crede. Amen. E quando accetti Gesù nella tua vita, conosci appieno il Padre, perché il Padre si rivela nel Figlio. Amen. Questa cosa è inspiegabile in modo culturale, intellettuale, non lo so spiegare, ma so che se apri il tuo cuore, ti pieghi, cerchi il Signore, Lui si rivelerà nella tua vita, perché Dio è Spirito. E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen? Amen. Alleluia. E poi, dopo questa preghiera, fa questo invito: venite a me. Andare da Gesù è come andare al Padre. Amen? Alleluia, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati. Se facessi un appello, chi è aggravato e travagliato? Io sono il primo ad alzare la mano. Aggravati, travagliati, affaticati, oppressi, ansiosi. Oh! Vogliamo scrollarci di dosso tutti questi pesi, o no? C'è uno che è capace a portare tutte queste cose, tutti questi pesi. Ed è Gesù. Sai perché è capace? Perché è stato l'unico capace di portare una croce che non meritava di portare. E ha portato questa croce con piena dignità di uomo fino al Golgota, sopportando offese, vituperio, pur essendo il Figlio di Dio e pur essendo uomo, vero uomo. Gloria a Dio. Per questo ti dice: dai a me i tuoi pesi. Per questo può dire: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo, riposo dell'anima. Amen. Alleluia. Quanti amate riposarvi? Bello stare a letto, riposarvi. Fisicamente, ma il riposo dell'anima è qualcosa. Non ci sono letti. Riposarsi nell'animo. Amen? Sai cosa vuol dire riposarsi nell'animo? Non pensare sempre e continuare a pensare ai tuoi pesi, ai tuoi problemi, ai tuoi bisogni. Quelli ci sono una realtà. Ma l'aiuto che vuole darti Gesù è altrettanto reale. Amen? Amen. Gesù ti dice: vieni a me. Significa: lascia stare, non ci pensare. Adorami. Pregami. Rivolgi a me i tuoi pensieri e rivolgi a me i sentimenti del tuo cuore. Lascia stare. Gesù dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Sai cosa vuol dire questo? Che tutti i tuoi problemi possono essere risolti. Amen. Amen. Ed è Lui che li risolve i bisogni. È Lui che provvede. Amen.
Alleluia, quindi perché essere sempre travagliati, aggravati, oppressi? Tutte queste cose impediscono la piena adorazione a Dio. Alleluia. Sei davanti a Dio, adoralo. Amen. Ti ginocchi e preghi, adoralo. Alleluia. Perché? Perché è così. Questa è la risposta. È così, punto. Ma questo non deve farti smettere di lodare il Signore. Nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetto 22, il profeta Geremia dice così: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. E poi dice: grande è la tua fedeltà. Amen. Ogni mattina vogliamo riconoscere che Dio rinnova sempre, ogni mattina, le sue compassioni. Per me, per te, per ognuno di noi. Amen. Che bello ringraziare il Signore e dire: oh Signore, grazie per questo nuovo giorno. Grazie perché ancora ho i problemi, le necessità, le cose che mi assillano, ma grazie perché tu sei la mia speranza. Amen. Grazie perché tu sei la mia vittoria. Amen. Grazie perché tu sei la mia forza. Oh no? Alleluia. Dove sarei io senza il Signore? Non so dove saresti tu, non so, forse so dove sarei io senza il Signore. Però il Signore si è rivelato nella nostra vita. Ha avuto misericordia della mia vita, della tua vita. Quindi è una grazia del Signore essere qui, viventi, ancora in questo tempo, nonostante questo tempo. Scusate il gioco di parole, no? Ma è una grazia del Signore. Nonostante i problemi, non siamo stati interamente distrutti, è vero? Nonostante i pesi, non siamo stati interamente distrutti. Nonostante sempre le risposte negative, non siamo stati interamente distrutti. Ma la grazia di Dio è sempre efficace, ogni giorno, si rinnova, ogni mattina. Amen. È una grazia dell'Eterno essere un suo figlio. Che grazia, che misericordia, che privilegio. E i problemi, tutto è nelle mani del Signore. In un attimo il Signore ne può risolvere. Amen. Vai avanti, servi il Signore, lodalo, amalo. Alleluia. E tutto si appianerà col suo tempo, nei tempi di Dio. Sei d'accordo? Ma il Signore è lento. Oh. L'importante è che si muova. Non importa se sia lento o veloce, io so che il Signore è sempre preciso. A volte è necessario che sia più lento per noi, e a volte è necessario che sia il suo intervento subito, efficace, prontamente, immediato. E Dio fa anche questo. Ma comunque vada, io sono chiamato a fidarmi di Lui. A camminare giorno dopo giorno nelle sue vie e in quelle orme che Lui ha tracciato per noi. Amen? Alleluia, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, e molti credenti vogliono rimanere travagliati e aggravati. Perché quando gli dici: ma vai a Gesù, vai a Gesù, vai a Gesù. Sai cosa significa? Signore, ginocchiarsi subito, pregare il Signore. Signore, io non ce la faccio a portare questo peso, lo do a te. Io mi fido di te, Signore. Però non fare che dai il peso e poi te lo riprendi. E molti giocano così: tieni il peso, me lo dai, te lo do, me lo dai. Se te lo do, tienitelo, Signore, è tuo il peso ormai. Amen. Gloria a Dio. Questo significa aver conosciuto il Signore. Sai che il Signore non ti tradirà mai. Lui è stato tradito, ma Lui non ti tradirà mai. Quelli che guardano a Lui, sperano in Lui, non sono mai delusi. Ci credi a questa parola? E allora perché vivi sempre aggravato, travagliato, oppresso?
Chiedi liberazione al Signore. Signore, liberami. Amen. Ma non nel silenzio, tenendo di tutto chiuso. Devi aprire il cuore. Devi dare ogni cosa al Signore. Prendete su di voi il mio giogo. Non è né il gioco dell'oca né qualche altro gioco. È un peso. Il gioco era un attrezzo di lavoro che all'epoca di Gesù utilizzavano i contadini per arare la terra. Tiravano, c'era un bue, tiravano, spingevano anche il bue, tiravano, era fatica. Quindi il Signore sta dicendo, piuttosto che avere a cuore i tuoi pesi, perché a volte abbiamo a cuore i nostri pesi, dalli a me, prendi a cuore l'opera mia. Amen. Servimi. Ho bisogno di chi ara, chi metta le mani all'aratro e che poi non si guardi indietro, che vada sempre avanti. Prendete su voi il mio gioco e imparate da me. Abbiamo da imparare da Gesù. Amen. O no? Imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. E così dobbiamo essere anche noi, mansueti e umili di cuore. Non umili in apparenza, ma l'umiltà che viene dal profondo del cuore, che si traduce poi in atteggiamenti esteriori. Amen? Gloria a Dio. Perché dice il Signore, il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Gloria a Dio, quanto è vera questa affermazione. Servire il Signore è qualcosa di piacevole. Non è un peso. È bello servire il Signore. Amen. Ancora? Amen. È bello servire il Signore. Amen. Amen. Questo pastore sempre pretende l'amen. No, lo faccio per incoraggiarlo. Farvi sorridere un po', ma la verità c'è. È bello servire il Signore. Lasciamo i pesi, gli affanni. Cerchiamo quella consolazione che solo il Signore può darci. Lui ci ha promesso consolazione. Nel Consolatore. Andiamo a leggere Giovanni capitolo 14 dal versetto 15. Giovanni capitolo 14 dal verso 15, Gesù dice così: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Cosa vuol dire? Fino a quel momento era Gesù stesso fisicamente presente e la sua fisicità, la sua presenza fisica consolava gli apostoli. Alleluia. Però lui sarebbe andato in cielo, no? Da lì, e prepara i suoi discepoli. Non vi preoccupate perché io non vi lascio orfani, soli. Io vi manderò un altro consolatore. Dal greco, parakletos, il consolatore per eccellenza, colui che consola. Vi manderò un altro consolatore perché stia con voi per sempre. È lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Alleluia. È importante questo con voi e in voi. Una cosa è con noi, ma un'altra cosa, lasciatemi dire più bella, è dentro di noi. Amen. Certamente si serve il Signore, si fa la sua volontà, siamo nella sua volontà, c'è la guida del suo Santo Spirito. E questo nelle cose, nelle azioni esterne, no? È con noi in tutto ciò che facciamo. Ma noi vogliamo, così come la promessa di Gesù, che lo Spirito Santo sia dentro di noi. Amen. Amen. Quando faccio così pretendo un amen. Amen. Perdonate, vi voglio bene, approfitto. Va bene? Un sorriso ogni tanto spezza. Va bene?
Gloria al Signore. Lo Spirito della verità. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Grazie. L'hai mai detto sono solo, sono sola? No, non sei orfano. Non sei solo. Male che vada, sarete sempre in 4. Avete capito la battuta? Se poi conteggiamo gli angeli pure, guarda, non so in che numero arriviamo. Amen? Alleluia, Dio è potente, è onnipotente, consola, sa consolare, ha sempre delle parole adatte. Amen? Non vi lascerò orfani. E poi c'è un'altra promessa che noi stiamo aspettando. Tornerò a voi. Gesù ritornerà. Gesù ritornerà. Gloria a Dio, lo stiamo aspettando. Amen. Alleluia. Ecco perché dobbiamo stare tranquilli. Perché tutto il male finirà. I pesi, gli affanni finiranno. Quindi, gloria a Dio. Brama il ritorno di Gesù. Desideralo. Non con paura, con viva speranza e con gioia. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e in voi. In quel giorno, solo quando lo Spirito Santo entrerà in voi, comprenderete. Ci sono cose che non comprenderemo mai con lo studio della parola, perdonatemi. Ci sono alcuni che, per quanto studiosi possono essere della parola, credetemi, non hanno capito poco o niente. Perché se non hanno quella parte spirituale che viene da Dio, la lettera è morta. In quel giorno comprenderete che io sono nel Padre e non c'è altra spiegazione. Che io sono nel Padre, il Padre in me e io in voi. Comprendiamo il senso? Amen? È inspiegabile, poi riesci a spiegarlo a qualcuno? Io ti confesso, non riesco, ma comprendo cosa vuole dire. Sentiamo la sua presenza, vero? Se sentiamo la presenza di Gesù sappiamo che Dio è con noi, perché Egli è l'Emmanuele, Dio con noi. E tutto ciò è parte, è un qualcosa di spirituale. Amen. Alleluia. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me, io in voi, che ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Prendere a cuore l'opera di Dio, no? Prendere a cuore la parola di Dio, osservare i suoi comandamenti che non sono gravosi. E qui non sta parlando di comandamenti, fai questo, fai quello. Dio ci lascia sempre liberi, vero? Ti senti libera? A me non mi ha detto mai nessuno, mi raccomando, tutte le domeniche devi presiedere, devi stare presente tutte le domeniche, anche se non c'è nessuno, non puoi farti ferie, ma devi essere lì in chiesa. Nessuno me l'ha mai detto. Quando l'opera mi ha affidato alla comunità, io sapevo qual era il mio dovere. Essere un esempio prima. Vivere quello che devo predicare. Amen? Se rinuncio a una vacanza, lo so che lo devo fare. È il mio piccolo prezzo da pagare pur di vedere il cielo. Che cos'è un prezzo? Piccolo prezzo rispetto al prezzo che ha pagato Gesù per me. Lui ha dato la sua vita, la sua in croce. Io se devo rinunciare a qualche vacanza, pazienza, avrò la mia vacanza eterna. Spero che ci sia per me un hotel, una sauna, poi il Signore sa, ho fatto delle mie richieste. Gloria a Dio, ma la cosa importante è comprendere che bisogna andare a Gesù. Possiamo essere credenti felici. E dobbiamo essere credenti felici.
Dio ci dia grazia di scrollarci da ogni peso, lasciar scorrere ogni cosa che vada come deve andare. Io so che il controllo appartiene a Cristo. Vogliamo dire grazie al Signore insieme. Ci alziamo in piedi, gloria a Gesù.